Tite, capitolo 1. Dovere particolare. Fa imparato tutto quello che conforma a quella dottrina giusta. Tutto l'uomo è basato, fossero misurate. Tome chi ne giurigge in capo, forte rinda la fede, rinda l'amore, rinda la pazienza. Pure femmine basate tenessero comportamenti digni e persone che credono. Non mettessero in giudice e non fossero schiavo rovine. Sapessero invece consigli buoni per far imparare a tutte le figliolelle pure bene o marito e figlie. Restano una mano a loro perché fossero accorte, caste e femmine buone. Si pigliassero cura della casa e fossero sottomesse ai mariti loro. E a così nessuno parlerà malamente. La parola è Dio. Spunzuno pure giù a essere chine accortenza. Tu stessa a essere un esempio e opera buona per loro rinda ogni cosa. Tutto è imparato toi, fossero sempre franche e chine giurigge. A usa sempre parole buone che non venissero mai smordiate. A così tutti quelli che ti volessero contrastare si sentessero malamente innanzi a te, perché non teneranno mai niente a ricevere contro noi. Quelli che sono schiavi, che bastano sempre sottomessi a tutti i padroni loro, si sforzassero di fare contenti e non si mettessero a contrastare, non si mettessero a rubare, anzi mostrassero sempre un'alleanza buona che i padroni loro. A costare una ranna, amore, rinda ogni occasione a tutto imparato dal Signore, che è il Salvatore nostro. Motivo per compiere il proprio dovere. Dio ha mostrato a tutto l'uomo la razza sua che serve, che sta razza ci fa imparare a buttare a parlare ogni infamità e tutte quelle smanie che infamità nostra per campare. Invece rinda a questo mondo con una vita che ne sapienza, che ne giustizia e che ne amore per Dio. Mo aspettiamo che si spalafacasse a rogliere Dio nostro e Salvatore nostro Gesù Cristo, perché essa è la priezza nostra, la speranza nostra, essa sarà la vita sua per noi, per celebrare in ogni infamità, la vita nostra, per avere un popolo santo e che in amore in ogni opera buona. Queste cose che tu avrai a predicare, usando tutto il potere che tiene in mano, quando lezione, quando spunzone e quando rapiglia, nessuno ha da mai criticare tutto quello che fai.